Se dovessi farti un bagno, ma non hai acqua a disposizione, con cosa riempiresti la tua vasca da bagno? Punto di domanda, se non era chiaro. A. Polveri sottili. B. Avanzi di pelle tolta dal salame. C. Acqua prelevata dalle madonnine in vendita a Lourdes. La terza. E quindi la terza è... Acqua prelevata dalle madonnine in vendita a Lourdes. Mettiamo, facciamo elaborare, ma andiamo avanti con la seconda domanda. Attenzione Nicola, se venisse da te il tuo comico preferito, che figuraccia vorresti fare in sua presenza? A. Sputargli sul labbro per sbaglio. B. Stringergli la mano ma sbagli presa gli spacchi l'orologio. C. Non riconoscerlo e chiedere di fare una foto con il suo autista. La C. E senza dubbio una foto con Anche io l'autista. avrei scelto questo, devo dire la verità. Poi se l'autista è quello dei Moncherie è ancora meglio. Guarda, Abbiamo un terzo. Scusa se ti passo sopra, ma ho visto un signorino con la barba e mi sono immedesimato Con la in lui. maglietta degli 883, non sapevo che fossero Appunto. ancora in vendita. Se ti si rompe l'auto, cosa utilizzeresti come surrogato? A. Bidone di petrolio in latta, ma solo in discesa. B. Tandem in solitaria. C. Carro allegorico di Carnevale di Nimis 1998 con pupazzoni di Valeria Marini e Cecchi Gori. Ah. E senza ombra di dubbio. Così, a pelle ha detto bidone di petrolio in latta in discesa, ma allora facciamo elaborare. Popoto torna di corsa qua, facciamo elaborare dal nostro cervellone e via coi temi della puntata di oggi. Il nostro computer dice che oggi parleremo di: i giardini di Via Riccardo potrebbero diventare immagini per puzzle Ravensburger? Quando Gino Valle ha progettato certi palazzi si era iniettato ovuli di testosterone? Chi può aver costruito un quartiere senza piazza se non una persona che beve vino dai bicchieri di plastica? E infine, perché certi vecchi, anche se si lavano, odorano di naftalina? Questo e molto di più tra poco al Chiastrons Chiastrons Live Show!